Buongiorno, buon inizio del weekly. Dunque, oggi è lunedì, ieri siamo stati a fare un giro, ho registrato vlog, non ho parlato molto, anzi quasi niente, ho ripreso più che altro il paesaggio, eccetera, eccetera, e basta. Quindi adesso io devo preparare la tavola in realtà perché è mezzogiorno passato e devo preparare la tavola ovviamente. Il pranzo ce l'ho già pronto perché ho il riso di ieri. Io intanto mi mangio una banana, poi penso a cosa mangiare. Ieri ho fatto di nuovo il risotto, la domenica faccio il risotto e quindi io il pranzo ce l'ho, se riesco a accendere la luce, ce l'ho già pronto e ce l'ho qua, il piattone di risotto con le zucchine e i legumi e quindi non lo so se fare anche, no, stasera devo fare insalata e qualcos'altro. I cosi, no, questi sono ancora buoni, perfetto. Quindi non ho altro da dover mangiare per forza, no. Quindi non so che cosa mangerò io. Intanto l'importante è che faccia la tavola. Poi. Niente, oggi è una giornata molto bruttina, nuvoloso, tutto nuvolosissimo. Dovrebbe in teoria rasserenare, perché dovrebbe arrivare il caldo anche qua, però boh, a quanto pare non lo so, non ha intenzione di cambiare oggi, ma c'è ancora tutto il pomeriggio di tempo, quindi il tempo può cambiare in qualsiasi momento qua in montagna. Praticamente tutto il pomeriggio che piove, non piove, c'è il sole, infatti vedete c'è il sole, il cielo è nero e c'è l'arcobaleno, ma non so se no, non c'è più, è leggero, non si vede più, vabbè, e c'è il sole. Casa. Non so che ora siano le 6:30 passate perché mi ha suonato il telefono, quindi più o meno sono le 6:30 passate. Ecco, io adesso per cena questa sera ho le alette di pollo speziate, quelle già pronte del Lidl, le avevo prese perché erano in offerta e quindi... Dov'è la ciabatta? Ho perso le ciabatte sotto al mobile e niente, mi sono appena mangiata qualche fetta di pancetta, quella confezionata, e solo che come piove. Ecco, sono entrata giusta in casa, sta diluviando adesso, ma tempo zero, cioè c'è un tempo che fa, boh, è stranissimo. Cioè, vi devo far vedere, c'è l'arcobaleno di nuovo. Adesso devo fare entrare i gatti. Priscilla. Dici? Ma cosa fai sull'albero? Priscilla? Piccola. E c'è anche Jimmy. Eccolo là Jimmy. Jimmy, cosa c'è? Tu aspetti pappa, vero? Vero Jimmy? Uno stronzo ti ha tirato i sassi l'altra sera, vero? Lo conoscono tutti qua in questo paese. Però è così una brava persona. Vero Jimmy? Amore? Cosa c'è? Priscilla? Perché c'è Jimmy qua sotto? Buongiorno. Bana? No, bebè. No, perché c'è il piccolo che fa casino. Adesso è là in modalità sfinge, ma ha giocato come un disperato fino ad adesso. Ecco. Che scemi. Devo ancora fare il letto. E qua sotto c'è Priscilla che mangia. Anche ieri sera è venuta. Viene ogni giorno. A meno che io non ci sia e allora salta il pasto, ma insomma.
viene sempre. E buona Priscilla. Cucciola. E quindi buongiorno. Non è normale vedermi con i capelli così, lo so. Sono brutti perché non ho la tinta da rifare, per cui sono brutti. Purtroppo va così. No, io non ho gatti normali. Guardate dove è Panna. Non è mai andata dentro la scatola dei giochi. Oddio, è pazza. E Pepe, vabbè, Pepe è anche pazzo. Ma questo lo sappiamo già. Vuole prendere la coda di Panna. Fa finta di niente, ecco, ecco. E Panna sta aspettando il momento per dargliele. Panna, ma cosa fai nella scatola dei giochi? Ma non è normale. Panna, ma che non sei normale? Diglielo che abbiamo iniziato a riprendere tutte le vitamine. Ecco pelo che vola. Yuppi. Pepe, rotoloni al sole. Pipo, buongiorno. Buongiorno, Micio. Buongiorno. Ehi, Panna. Perché ci sono tutti i giochi che ti piacciono lì? Eh sì! Ecco, ecco, pazza, è pazza. Ecco! È pazza anche lei adesso. Panna, questo. Tieni. E brava! Forse così vedete un po' meglio, anche se si brucia l'immagine a destra, ma almeno vedete Panna, è troppo nera. Panna, guarda il pelo che vola. Pepe, non mangiare la bacchetta. Ma io non ho gatti normali. Tieni quello, Pepe. Ecco, il cuscinetto alla valeriana, che buono. Questa si tuffa nella scatola dei giochi, non l'ha mai fatto. Per me, ecco, ecco, ecco. Sono le vitamine che la fanno impazzire. Per me sono quelle. La attivano come gatta. No, no, non c'è il riflesso del telefono, scherzavo. Sole preso e si vede perché sono bella già abbronzata, ho messo la protezione alta sulla faccia e il collo non mi si colora mai praticamente, cioè vedete questo pezzo è bianco, non so il perché, io non devo ancora capirlo, ma non mi si colora il collo. E oggi è una bellissima giornata, veramente bella. Sì, fa strano prendere il sole, c'è ancora la neve sulle montagne, però fa caldo il sole, ci sono penso più di 30 gradi. Perché prima la macchina segnava 26, saranno sui 30 gradi adesso perché è quasi mezzogiorno, quindi è l'ora più calda, infatti adesso vado a casa. E pomeriggio penso tornerò qua a prendere un po' di sole, raccolgo tutta la mia roba e me ne vado e basta. Boh, un aereo. Sì, ci sono le nuvole, speriamo che pomeriggio non coprano il sole. Non lo so, vabbè. Dai, chiudo la sdraio e vado via. Ok, è l'una e ho appena finito di lavare i piatti. Non mi piaccio col cerchiello, ma l'ho messo solo perché sto di fuori e se no i capelli ce li ho sulla fronte. Almeno mi coloro la faccia tutta uguale più o meno. Guarda che bella abbronzata che sono già, bello. Ieri sera ho messo questo smalto super fluo e... sì, perché mi andava uno smalto super fluo, poi se si rovina lo rimetto questa settimana. E sui piedi invece non ho messo niente perché ho i piedi da sistemare, sono orrendi, ma adesso se la buona stagione rimane, se rimane questo bel tempo, mi sistemo anche i piedi di nuovo e boh, vado a prendere il sole. Pepe! Sono gli uccellini, amore. Sì, ci sono gli uccellini. Sì. Jimmy, hai mangiato? Bravo Jimmy! Capite che è rischioso. Ci sono questi uccellini, ecco lì ce n'è uno, eccoli che tornano. Questi qua vengono qua sotto il tetto. Devo anche pulire le ragnatele perché è un disastro. Ma continua a esserci polline, continua a esserci di tutto, per cui finché non finisce non pulisco più. Ecco, sono spariti adesso. E insomma vanno qua sopra sotto il tetto, fanno un casino. Vero Pepe? Ah sì, guarda, ecco. No, è andato lì. Torna,
Oh sì. Viva il sole, che bello. Sono stata veramente tanto oggi al sole, mi sa che devo lasciar perdere perché sennò mi ustiono. Già penso di essermi scottata un po' qua, solito posto. E niente, qua gatti non ce ne sono, solo Silvano è andato su a mangiare e basta. E quindi, boh, chi lo sa. Ciao! Sono le 8:10 di sera e abbiamo ancora aperto qui perché si sta bene, in casa ci sono 20 gradi, di fuori ce ne sono 18, si sta benissimo. Infatti io e i gatti siamo qui e Pepe è qui sotto. E poi c'è anche Priscilla che sta aspettando che se ne vada Jimmy per mangiare. Jimmy ha già mangiato, ma lui è un pozzo senza fondo e mangerebbe tipo 20 ciotole di pappa e quindi è ancora qua giù che aspetta. Infatti è ancora qui. E invece Priscilla è dall'altra che aspetta, ma io non posso fare miracoli. Se va via Jimmy posso dar da mangiare a Priscilla, altrimenti pazienza, mangerà domani. E gattini, cosa facciamo? I capelli li ho lavati, stanno diventando sempre più biondi perché non ho la tinta e quindi sono sempre più chiari. Pazienza. No, qua sono chiari, qua sono ancora scuri. Non capisco perché da qualche parte viene via prima. Vabbè. Pipì. Madonna. Questo è il vetro pieno di polline, cioè non ha ancora finito di girare qui il polline. È ancora stagione pollini qui, stranamente perché dovrebbe essere finita e invece c'è ancora tutto il polline. E dunque vado a prendere un po' di sole, sono le 10:40, ho caldo vestita così perché ho una felpa leggera sopra, però quella da casa proprio. Però fa caldo di fuori, 29 gradi al sole, la macchina segna 29 gradi, quindi è bellissimo. Io adoro questo tempo, e infatti sto approfittando di prendere sole perché poi hanno messo brutto venerdì, peggiora, e quindi ne sto approfittando adesso a prendere il sole questi 3 giorni, quindi martedì, mercoledì e giovedì, perché poi peggiorerà la situation. Buon, andiamo, adesso mi tiro fuori la sdraio. Ma c'è il gatto che dorme e poi mi metto a prendere il sole. Allora devo tirare fuori la sdraio da qua sotto. Mamma mia, è pieno di polline ovunque, quindi devo fare tutto il traffico che ho fatto anche ieri praticamente. Dash, buongiorno. Sì. Oh mia piccola, e sei bella, sei bella. No, che bello il koala, che carino. Figo. Anche Instagram si è aggiornato. Oh coniglietto. No dai, però non si muovono. Sì, ecco. Ah no, si muovono da sole. Ah, che carina. Come state? Io prendo sole, come ieri. Che stile! Con la coroncina dorata. No, adesso ci perdo tutto il pomeriggio con questa cosa. Siccome non vi avevo fatto vedere ancora la cover nuova, perché nel video Wish che è uscito oggi non ve l'ho fatta vedere perché non era ancora arrivata, non ve la faccio vedere adesso e giro l'inquadratura così si vede un po' meglio. La cover è questa qui, è a gatto, io l'ho scelta di questo color azzurrino, non so neanche definirlo, un color smeraldo chiaro, è bellissimo, è morbidissima
e niente, ve la recensisco adesso perché appunto in quel video non ci sono riuscita, non ce l'avevo, però non la ecco, non riesce a mettere a fuoco bene, ok. E made in Corea, ok, qui c'è la codina del gattino, le orecchiette, è fatta proprio bene, ci sta perfetta nel telefono, sul telefono, lo copre bene. E sì, è un po' ingombrante, però guardate che carine le zampine. No, però è fatta bene, ha i tastini laterali anche di qua, e no, è stato veramente un bel acquisto per €1. Bella bella, la prenderei anche di altri colori, però per il momento ho questa. Dunque siamo al semaforo della diga del Vajont, perché mia nonna non era mai stata qui, quindi l'ho portata su e adesso ha tutti i denti, Adesso può ridere perché ce li ha tutti, provvisori, ma ce li ha tutti. A me hanno sistemato ancora quel famoso dente senza che io lo sapessi, fortuna che non avevo mangiato niente nel tragitto perché altrimenti ero fregata. E adesso mancano 19 secondi e poi si parte e si scende verso Longarone e poi verso casa. Io devo chiudere il vlog perché ormai è ora, oggi è venerdì e quindi noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao. Niente, ho fatto tutto di fretta, invece no, sembrava fosse finito, invece no. Pensavo, adesso è a 65, 4, 3, no, non capisco molto. Comunque, fa caldissimo, non so quanti gradi siano perché ho spento la macchina. Comunque fa tanta afa. Non mi sono portata i pantaloncini di ricambio, quelli corti, e quindi sto morendo di caldo con i jeans. Per fortuna ho questa maglietta e sotto ho tolto la canottiera perché avevo caldo. E niente, questo è tutto. La nonna con la maglia di lana le devi Sì, la nonna con la maglia di lana, cioè non è normale. Ormai la stagione è passata. Va bene, dai. Ci sentiamo la prossima settimana. Come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram. Dovrei fare anche una live la prossima settimana. E niente, ci vediamo. Ciao! Ecco, anche lei doveva giustamente comparire nel video. Ciao!